Una mano annanz è nata a rete. Ma tu sai da dove deriva questo modo di dire napoletano? Da lei, la colonna infame. Chi vorrà sapere? E tu? Questa espressione letteralmente significa con una mano davanti e l'altra dietro, e a Napoli si usa in tutti quei casi in cui una persona esce da una determinata situazione senza aver ottenuto nulla, a mani vuote. Ma questo modo di dire così comune a Napoli nasce da una storia vera e da una colonna che forse non hai mai notato. Mi trovo nei pressi di Castel Capuano, uno dei luoghi più antichi e simbolici di Napoli. Nel 1537, per volontà del viceré Don Pedro de Toledo, tutti i tribunali della città vennero riuniti qui, trasformando Castel Capuano nella sede del Tribunale della Vicaria, il cuore della giustizia del Regno di Napoli. E proprio nei pressi di Castel Capuano c'è questa colonna molto particolare che non aveva una funzione decorativa, ma punitiva. Serviva ad umiliare pubblicamente i debitori insolventi, cioè coloro che non erano riusciti a pagare i propri debiti. Pensate un po', venivano costretti a salire su questa colonna, ad abbassarsi i pantaloni e poggiare per 3 volte le natiche sul marmo. Poi, al suono delle trombe del banditore, dovevano pronunciare la frase latina cedo bonis, che significa rinuncio ai miei beni. Un gesto umiliante, ma simbolico. Serviva a dimostrare che i debitori non avevano più nulla, né soldi, né reputazione, e neppure le mutande. Ed è proprio da questa storia che nasce l'espressione se ne aiuto con una mano annanz è nata a rete, cioè a mani vuote. Perché i debitori, una volta umiliati e privati di tutto, non potevano far altro che allontanarsi dalla colonna cercando di coprire con le mani le proprie intimità. Napoli ancora una volta ha fatto una magia perché ha preso l'umiliazione e l'ha trasformata in ironia, la vergogna in un'espressione quotidiana, ma soprattutto la sconfitta in un modo per ridere della vita. Se questa storia ti è piaciuta, clicca segui il profilo e condividi questo video per aiutarmi a diffondere la vera cultura di Napoli.